Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici dell'oroscopo, eccoci, siamo tornati giovedì 5 gennaio, pronti ad andare un po' a capire come andrà questa giornata, come partono queste novità. Si avvicina un bel lungo fine settimana per molti e noi siamo pronti ad andarne a scoprire tutte le caratteristiche, cosa caratterizzerà questi giorni. Partiamo subito con il nostro oroscopo insieme a Radio.0 e sempre insieme a me, Maria, che vi do il buongiorno con la mia voce, e quindi partiamo subito con le novità. Ariete, luna dinamica in sestile in questa mattinata, quindi si parte già bene, esattamente quello che vi serve per esprimere le emozioni forti e i pensieri grigi che si agitano nel cuore, quindi che siate tra gli alti e bassi saprete esprimervi al meglio. Qualcuno dall'alto tenta di rimettervi in riga? Rispondete per le rime, però senza perdere la calma e il sorriso, che vi aiutano anche per il morale. Toro, che lo stiate programmando, che sia già passato, un viaggio d'affari porterà risultati brillanti, anche se i guadagni per ora sono modesti, promettono grandi cose per il futuro. Si tratta solo di pazientare, dovete metterci un po' di impegno anche in questo. La Befana vien di notte, come cita il detto, deposita nella calza doni a sorpresa che vi faranno tornare bambini. Voi siete pronti? Gemelli, eccoci, di passaggio ancora per poco, ma bella intensa nel vostro segno. La luna raccoglie l'energia costruttiva di Saturno con il buon senso, quindi appianate malintesi ed equivoci e vi tranquillizzate anche un pochino. Il passato lo guardate in faccia con coraggio e, anche se ancora brucia un pochino, lo archiviate tacitando il grillo parlante, lo lasciate lì da parte. Cancro, luna anche per voi che attende alle vostre spalle. Per le prime ore di questa giornata calma piatta sul fronte emotivo, ma nel pomeriggio qualcosa o qualcuno vi scuoteranno da questo torpore, vi risveglieranno come la bella addormentata oppure come il principe azzurro. Amici e stimoli esterni fanno in più nascere buone idee per questo periodo. Argomentatele con calma, senza farvi mettere in soggezione, dovete rifletterci un po' su. Luna e Marte entrambi in sestile aprono la giornata dai nostri Leone, quindi sentimento e passione si potranno combinare e formeranno questo mix con il giusto dosaggio, i giusti ingredienti. Buttatevi, lanciatevi in una conquista che farà vedere i suoi risultati. Il vostro staff non vi delude in azienda, collabora attivamente ritrovando una sinergia ad alto rendimento, ottimo per iniziare questa prima parte dell'anno. Vergine, ad accompagnare la vostra giornata c'è il Sole in combutta con Urano che vi regala uno stimolo costruttivo, specie nella professione, quindi sì, parliamo di lavoro, ma lo facciamo con calma, tranquilli, fatti e non parole in risposta al giudizio mutevole della Luna, questo è ciò che vi serve. Tutto bene se inseguite una vostra idea e la portate fino a compimento, guai invece a chi è in cerca di consensi, non li troverete perlomeno in questi primi giorni, anche voi un po' di pazienza. Bilancia, la luna vi guarda frizzante ancora in Gemelli, almeno fino a questo primo pomeriggio potete sentirvi al sicuro, in una botte di ferro, ma in seguito un po' a disagio come un elefante in una cristalleria, quindi una giornata che vi mostra i suoi alti e i suoi bassi. Azioni intelligenti e parole illuminanti, non solo per gli amici, ma anche per chi vi segue sui vostri social. Oggi avete consigli da dispensare per tutti e a qualcuno faranno pure comodo. Scorpione, scatta da questo pomeriggio l'ora X, quando la luna, il bianco satellite, vi omaggerà di un bel trigono finalmente, ideale per stare in famiglia, per divertirvi a giocare con i più piccoli e anche per rilassarvi. Il ritmo sarà rilassato anche sul lavoro, cosa non così facile solitamente. Il saliscendi finanziario si neutralizza agendo con cautela e buon senso e voi tirate un sospiro di sollievo. Sagittario, giornata che inizia la vostra all'insegna dell'inconcludenza, ma a parte un lieve calo dell'autostima non vi crea problemi significativi, recupererete con calma ma anche con intensità. Parlare sulla base di una visione falsata della realtà può comportare un danno d'immagine, quindi riflettete prima di proferire parola. Capricorno, per voi oggi in trigono Urano c'è il Sole che inserisce il turbo ai vostri progetti, mattinata quindi di grandi soddisfazioni durante la quale vale la pena giocare al rilancio, fatelo al meglio. L'opinione di un socio, di un collega va presa in considerazione, mi raccomando, lasciate decantare le idee come il buon vino, specie se un pochino costose, è meglio. Acquario, luna in trigono a Saturno per voi oggi. Con queste credenziali almeno il risveglio è sgombro dalle nuvole, vi svegliate con tranquillità. Tante curiosità da soddisfare e tanta la voglia di rinnovamento, avete voglia di cambiare. Contatti utili invece si presentano sotto la veste di persone nuove, tenete gli occhi ben aperti, seri ma non seriosi, farete una bella impressione, ma preparatevi al meglio. Amici dei pesci, chiudiamo con voi, sensibili e timidi oggi più che mai. Disertate il gruppo dei colleghi che tra gossip, battute spiritose se la spassano un mondo. Voi rimanete un po' in disparte. Seguite l'ispirazione del cielo, convertite creativamente i moti del cuore. Avete bisogno di rinnovarvi, avete grandi risorse da utilizzare, giocate bene le vostre carte.
Ed è tutto quindi anche per oggi dalle novità dell'oroscopo. Noi, come detto, ci prepariamo a questo lungo fine settimana, ma vi accompagneremo anche con le novità. Continuate a seguirci. Un saluto a tutti amici dall'oroscopo, una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0